Allora, torniamo un po' a noi. Che cos'altro è emerso come dati eclatanti? Parlavamo anche proprio di questioni anche sanitarie, che sono abbastanza terrificanti come dati, tutto sommato. Allora noi artigiani, nella nostra vita lavorativa non avevamo il tempo di ammalarci, perché il nostro DNA è così. Proprio non avevamo il tempo perché noi dovevamo produrre, consegnare, pagare i fornitori, pagare i nostri dipendenti e poi per natura io ho lavorato tante volte con 39 di febbre, faccio per dire, no? E le proposte, intanto vorrei dire una cosa, spezzare una lancia, lei ne avevamo prima accennato, il Veneto ha il primato dei LEA, i livelli essenziali dell'assistenza. Cosa vuol dire il primato? Nel senso che dalla classifica italiana di tutte le regioni, il Veneto, una serie di punteggi dove sono elencati ben tutte le prestazioni con ticket che vengono fatte, ha il punteggio maggiore per qualità e quantità dei livelli essenziali di assistenza. Quest'anno, l'avevo avuto anche 2 anni fa, lo ha vinto, insomma, in classifica, il primo è il Veneto. Allora cosa voglio dire? Intanto per prima cosa io ne sono contento di questo. Io sono anche un dirigente a livello nazionale, noi abbiamo delle commissioni che hanno lavorato su tutta Italia per quanto riguarda la sanità e voglio dire che io sono contento del sistema sanitario veneto. Si può migliorare sicuramente perché sempre tutto è migliorabile, però vorrei già subito mettere questo che io ho avuto anche, sono un utente, ne ho le prove ben precise, dove che qua in Veneto non si fanno i viaggi delle speranze. Qualsiasi cura viene garantita qui in Veneto. Dopo, come solito, vediamo magari un po' del personale in meno, un po' più di stress in più sulle corsie, quelle cose lì, ma sono cose che l'importante è che i livelli essenziali siano garantiti e che le cure siano garantite. Intanto voglio dire, premettere questo, perché se no non mi piace normalmente così a sempre lagnarsi che per natura noi artigiani siamo gente del fare e non ci lagniamo, però abbiamo delle nostre proposte. Quando, se vuole, se è il momento, le posso elencare le nostre... Sì, assolutamente. Volevo solo che a questo punto se c'era qualcosa da aggiungere tecnicamente su questi aspetti. Sì, ma sulla qualità della nostra sanità è fuor dubbio, è un patrimonio importante che ci viene consegnato e l'importante è riuscire a difenderlo perché le condizioni si fanno più difficili. Anche questo spostamento di risorse sempre più per l'assistenza di persone non autosufficienti, nel momento in cui diventano più rade le persone giovani e si va a lavorare più tardi, molte persone in età giovane si spostano di territorio per andare a lavorare e rischia di mettere sotto tensione gli equilibri anche economici su cui si regge questo importante primato. E quindi l'importante è fare degli interventi perché questa condizione di soddisfazione rimanga tale. Insomma. Perché sennò il rischio è che l'equilibrio prima venga messo sotto tensione e poi le crepe diventino importanti. Assolutamente, prego. Che cosa voi avete elaborato quindi come richieste che sono importanti? Abbiamo elaborato delle proposte, abbiamo a livello nazionale, siccome il sistema sanitario è a livello regionale, noi egoisticamente abbiamo cercato di fare il nostro lavoro in regione, no? Faccio per fare la battuta. Prima, le nostre proposte per il Veneto, aumentare la quota regionale per la non autosufficienza, visto che il tema era quello quel giorno lì che abbiamo fatto questo convegno, per aiutare anziani e famiglie a pagare la retta delle strutture residenziali. Dal 2009 il numero delle erogazioni è rimasto invariato, dal 2009, e sappiamo bene che la vita come è... In 10 anni sostanzialmente. Quindi vuol dire che è lo stesso importo che viene versato da 10 anni a questa parte? Esatto. Così come la quota sanitaria è riconosciuta alle strutture residenziali. L'aumento della quota alberghiera pesa sulle famiglie che hanno inserito un proprio caro in casa di riposo. Ecco, allora quindi ricordarsi che nella casa di riposo c'è la quota alberghiera e la quota sanitaria, giusto? La quota sanitaria viene a capo alla regione, teoricamente, se rientri nella categoria però, perché devi essere messo in lista d'attesa, devi rientrare. La quota alberghiera se la sobbarca invece il privato. Però pesa anche nei comuni
che intervengono quando devono integrare le reti che le famiglie non riescono a sostenere. Cioè pesa anche nei comuni questo qua, anche questo è il discorso. No? 2. Potenziare i servizi del territorio, sfruttando al meglio la rete e semplificando tutti i passaggi burocratici. L'assistenza domiciliare, che secondo me la penso che sia uno dei cardini, perché l'anziano, casa sua, è tutta un'altra roba che portare in ospedale. Gli ambulatori. Però qui non si parla di ospedalizzazione, si parla di nella casa, una struttura intermedia. Sì, ma quando si può, ma anche sfruttando proprio la rete, semplificando i passaggi burocratici, d'accordo, ma l'assistenza domiciliare, quando ci sono i casi purtroppo di cronicità, quelle proprio lunghe, l'assistenza domiciliare è fondamentale, perché l'anziano che vive nella propria casa è una medicina in più già il fatto di vivere nella propria casa. Sì, però bisogna che ci sia qualcuno che li provveda lui. Certo. E soprattutto costa meno. Certo. È molto più difficile da organizzare sicuramente l'assistenza domiciliare, ma potrebbe essere una soluzione perché è economicamente più sostenibile. Allora però costa meno, io li metto dalla parte del diavolo, costa meno al pubblico, costa di più al privato, perché l'anziano deve provvedere bolletta, tasse, tutto quello che costa la sua vita di dare allo Stato, che sono tutte le bollette, tutte le tasse che deve pagare e dopo mangiare, e in più un'assistenza diurna e notturna. Se no se ne sobbarca la famiglia, allora deve essere il figlio, la figlia, i nipoti, quant'altro che devono prendersi il carico, quindi ci mettono di loro soldi, perché allora ecco il famoso, invece che girarti nella pensione privata lo devi girare nell'integrazione, alla badante notturna o all'infermiera, perché che io sappia persone che hanno avuto integrazione sanitaria hanno 2 volte alla settimana, che va al limite proprio fortunato, 2 volte alla settimana l'infermiere, ma per il resto... Ecco, questo sicuramente. I caregiver, poveretti, sono veramente allora, messi il in problema croce. è riuscire a organizzare dei servizi all'altezza, che alle volte è più complicato perché ovviamente i servizi si devono spostare di casa in casa e quindi non possono essere presenti in modo continuativo. Però oggettivamente se una persona potesse scegliere di essere curata a casa, soprattutto quando ci sono malattie e situazioni croniche, e nello stesso tempo la differenza di costi tra una struttura assistita e un'assistenza invece a domicilio permetterebbe al comune e alla regione, che magari devono pagare delle quote consistenti per il ricovero ospedaliero, di dare un supporto di sollievo alla famiglia. Ovvio, occorreranno tutte e due le soluzioni, perché non sempre tutti i casi sono risolvibili in questo modo. Però oggettivamente incentivare l'assistenza domiciliare incontra il favore delle persone ed è vero che garantisce anche dei livelli adeguati in molti casi di assistenza. Perché la situazione attuale rischia di essere quella che ci sono pochi posti a disposizione nelle strutture pubbliche a vantaggio di queste persone. Quindi chi si trova in quelle situazioni in qualche maniera ha un supporto che costa molto al pubblico e poi tutti gli altri si arrangiano senza aiuto e questo ovviamente è una situazione insostenibile, per cui ci sono famiglie che devono pagare 100 e famiglie che riescono magari a non pagare o a pagare molto meno, non pagare nulla proprio no, a pagare molto meno, ma magari sono ugualmente insoddisfatte proprio perché l'assistenza non è a domicilio, la persona è lontana dai suoi affetti, alle volte logisticamente è difficile andarla a trovare, essere costantemente presenti e quindi si creano queste situazioni. Perché l'importante è riuscire a trovare quanto più possibile delle soluzioni che si avvicinano anche al desiderio delle persone e alle loro possibilità. Perfetto, ritorniamo sul tema. Certo, è sempre il tema di potenziare i servizi, alla fine non parliamo, poi è un tema forse che è già superato perché si sta già cambiando anche per esempio gli ambulatori di medici di base, no? Che ci doveva essere i famosi, la medicina integrata di gruppo che è saltata, però non si fa più, stanno però, almeno io ho avuto degli incontri con l'assessore, anche col direttore regionale, dove che parlavano di un nuovo sistema, dove ci saranno non più il gruppo di medici di 10 medici, 12 medici che potevano garantire le famose 12 al giorno, ma i gruppi di 4 medici, in maniera che ogni malato viene preso in carico da 4 medici, no? Diciamo, no? Che ognuno magari è specializzato, questo è un tema che però è meglio che lo tocchiamo in un altro momento. Garantire i posti letto, come si parlava prima, il tema è quello, insomma, i posti letto delle strutture intermedie.
Quello delle strutture intermedie è importantissimo. Territoriali di prossimità, no? Per dare adeguate risposte alla cronicità è poco da fare. Questo, perché oggi come oggi i posti letto, a parte che è un costo altissimo, ma c'è sempre bisogno di posti letto perché c'è un ricambio continuo di quelli che entrano in ospedale. E ti mandano a casa col catetere, c'è poco da fare, perché è così, perché se lo puoi andare a casa quel catetere, ti mandano a casa col catetere o con qualche altro... Mandano a casa anche se non stai più in piedi, arrangiati. Questa è la situazione. Succede. Il paziente anziano allettato per 15 giorni, va a casa e arrangiati, morire. Cioè, secondo me, no, ecco, realisticamente è così. E se, come succederà sempre più in futuro, attenzione perché lo dico, ci saranno sempre più persone anziane sole, perché di fatto si va all'estero per sopravvivere, per vivere. I giovani, chi ha figli li manda all'estero se vuole avere una prospettiva, di fatto moltissimi fanno così. Resteranno anziani soli. E chi si prenderà cura? Sì. Cioè, appunto, l'assistenza domestica, io non dubito, bisogna secondo me agire tutto un altro versante, cioè creare delle strutture collettive, co-housing, intermedie, dove veramente non vai più a casa tua, vai in queste strutture, cambi residenza, come avviene in tanti paesi. Ospedali di prossimità, no? Di prossimità, esatto, no. Ma neanche dire ospedale, strutture. Sì, strutture. Perché l'anziano secondo me da solo, anche con la badante rumena, che parla male italiano, nella sua casa di 200 metri quadri, perché parliamo di 100 metri quadri, che non può neanche andare in bagno da solo, non può neanche andare in cucina, è allettato con la flebo, perché stiamo parlando di un'autosufficienza. Sta meglio lei da solo abbandonato con la rumena oppure in una struttura intermedia dove ci sono anche altri anziani, dove c'è l'infermiera che ogni tanto va e può provvedere a lui e altre 4 persone? Io dico una struttura intermedia dove c'è collettività, che non in una casa abbandonata, dove vedrà il parente una volta a settimana se tutto va bene, perché se tutto va bene, perché ci so di tanti che hanno i figli in Germania, che stanno studiando o a Londra, eccetera, e li vedi a Natale, Pasqua e Capodanno. Cioè, io non vedo questo, cioè, sì, assistenza domestica ci dovrebbe essere, però bisogna creare delle strutture efficienti, intermedie, non ospedalizzazione, cioè non a letto, ma dove le persone possono vivere assistite, cioè questo questo è il tema, ecco perché noi facciamo delle proposte alla Regione, perché dovremo sempre più pensare a questo è il progetto secondo me per il futuro, perché si vive di più, torniamo al discorso di prima, si vive di più, però aumentano le cronicità, no? Aumentano i problemi di salute, è poco da fare, è correlato il discorso. No? Ecco per quello che bisognerà piano piano insistere che l'indirizzo sia quello, appunto anche perché soprattutto... Guardare in proiezione non al presente. Io le faccio un esempio pratico, io ero in ospedale, ero un reparto di cardiologia, lì andavo e venivo con una velocità incredibile perché chi viene, l'infarto, via di corsa, insomma è arrivato a uno a mezzanotte di sera, a mezzanotte e mezzo mi hanno ricoverato in Hospital Day. Questo qui dopo, parlando insieme, era disperato perché lui l'hanno ricoverato perché aveva un problema al cuore, c'era la paura che fosse l'infarto, no? E questo qui aveva una moglie a casa disabile. Pensa te, col figlio che era, non so dove, a Milano, una roba del genere così. E lui è stato ricoverato d'urgenza in ospedale con la moglie disabile a casa, che riesce a malapena, riusciva forse, diceva, andare in bagno o fare così. Quello lì era disperato, gli veniva mal di cuore, solo a pensare al problema che aveva a casa. Queste sono le situazioni importantissime, gravissime, e queste cose qua. E cosa è successo lì? È successo un povero Cristo, era lì in ospedale. Poi il giorno dopo, la sera dopo è arrivato il figlio ha fatto quello che ha potuto, è andato a casa di sua mamma, ma problemi enormi. Poi c'era un altro anziano che era lì, che era senza telefono, lo abbiamo aiutato noi, che disperatamente telefonava a casa, non rispondeva nessuno, perché i figli non c'erano, lui era stato ricoverato d'urgenza, un anziano, molto anziano, cioè era disperato questo uomo perché era da solo, non aveva neanche il pigiama, faccio per dire, perché lo avevano ricoverato. Ecco che le mutate condizioni delle famiglie creano dei problemi, signori, per il futuro, che bisogna affrontarli assolutamente. Gli ospedali di prossimità, chiamiamoli ospedali, ma forse la parola sarebbe meglio chiamarle prossimità, strutture di prossimità dove poter accogliere queste persone quando vengono dimesse dall'ospedale. Come dicevi, so anch'io che sono importantissime, ma non ci sono per il momento, sono pochissime. Bisognerebbe convertire
C'è il privato che si sta facendo avanti su queste cose. Sono degli C'è investitori il privato, che però il privato costa, non tutti se lo possono permettere. E io spero che la Regione Veneto, da questo punto di vista sicuramente il legislatore sta pensando a questo, perché non è possibile, insomma, non è Certo. possibile andare avanti. Continuano le vostre richieste, ne parliamo subito dopo la pubblicità, tra poco.